C'erano una volta due paesi molto poveri, governati da due sovrani molto prepotenti, Paolo Boglioni e Piera Forcaioli. Da piccoli il re Boglioni e la regina Forcaioli non avevano mai voluto andare a scuola, forse per quello erano così prepotenti. I due paesi furono in guerra per molto tempo. Viva Re Boglioni! Viva Re Boglioni! Viva la regina! Viva la regina! Ma siccome nessuno riusciva a vincere, i re si decisero a firmare la pace. Non appena Piera faceva costruire un palazzo di marmo e mattoni, Paolo ne ordinava uno di alabastro e cristallo. Uno comprava elmetti e fucili per il suo esercito, l'altro comprava divise e cannoni per il suo. I re si dimenticarono delle scuole e i genitori erano così disperati che non sapevano dove mandare i loro bambini. Che cosa si può fare? I nostri bambini non hanno le scuole! Ci pensiamo noi! Andiamo dai nostri re! Giusto! Andiamo! Perché non regali una scuola ai bambini dell'altro regno? Sai, loro non ce l'hanno! Sì, si può fare, bella idea. Perché non regali una scuola ai bambini vicini? Sai, loro non ce l'hanno! Sì, si può fare, bella idea. Muratori! La scuola Paolo fu inaugurata di lì a pochi mesi. Aveva maestre molto brave e i bambini ci andavano volentieri. Piera era furiosa. I lavori della sua scuola erano in ritardo, forse perché doveva avere anche una palestra. Ah sì, la scuola della regina Piera alla palestra? Allora la mia avrà l'aula di informatica. Anzi, la scuola di Re Paolo all'aula di informatica. Allora la mia avrà la palestra, l'aula di informatica e sarà gratuita. Gratuita? Allora la mia sarà anche obbligatoria. A poco i due paesi si riempirono di scuole, le scuole più belle che si fossero mai viste, e gli scolari erano bravissimi. Bene bambini, incominciamo la lezione. Quante sono le note musicali? Giuseppe. 7. Bravo. Quante sono le vocali? Mario. 5. Giusto. I due re spesero tanti soldi per mantenere le scuole che dovettero vendere tutte le cose che avevano, fucili, cannoni, divise, per pagare
tutte le cose che servivano per la scuola. I bambini diventarono artigiani specializzati, medici, avvocati. E un giorno uomini e donne andarono insieme dai due re e spiegare loro che sui banchi di scuola avevano imparato tanto. Parlavano, ma né Piera né Paolo capivano. Non rimaneva altro da fare che portare i due re nelle proprie scuole. Quanto fa 1 più 1? Due. Se non volete restare ignoranti, d'ora in poi frequentate anche voi la scuola. C'era una volta un bambino che si smarrì ad una fiera. Non trovando più i suoi genitori, si mise a cercarli per il mondo. Un giorno giunse in un villaggio che gli piacque per la sua originalità. Tutta la gente era molto piccola, così le case, le piante e anche gli animali. Oh, che grande! Quanti anni? 9 anni. Il bambino aveva fame e gli fu dato da mangiare. Chiese notizie dei suoi genitori, ma nessuno li aveva mai visti passare. Stava per andarsene quando... Ehi, fermo! Quello che hai mangiato costa caro. Gli dissero che ciò che aveva mangiato costava molto. La gente voleva essere pagata, ma in quel paese i soldi del bambino non valevano nulla. Non importa, visto che tu sei un gigante, potrai lavorare più di qualsiasi altro e pagare il tuo debito in pochissimo tempo. Lì per lì lui obbedì, ma ben presto si rese conto che i bambini non sanno lavorare. E nemmeno lui. Un bambino non poteva lavorare per pagarsi da mangiare. La sera purtroppo gli venne ancora fame. Si fece dare un po' di cibo e siccome aveva sonno si cercò un giaciglio. Il giorno dopo fu costretto a fermarsi ancora in quel villaggio. Doveva pagare il pasto della sera e l'alloggio che gli era stato dato. Più lavorava, più gli veniva fame e sonno. Il sonno aumentava sempre di più. Certo, era un bambino. Il bambino gigante lavorava tutto il giorno, così tutti gli adulti, compreso il sindaco, potevano riposarsi.